Si parte formalmente, si parte con il percorso per presentare il progetto dell'itinerario culturale Via Querenissima al Consiglio d'Europa, una cosa che vedrà lavorare assieme molti paesi europei, vedrà molte città e molte regioni coinvolte in questo progetto. Si parte con dei partner di assoluta importanza, dal Nordland all'autorità portuale di Venezia, la Confraternita del Baccalà Vicentina e la Proloco di Sandrigo, quindi soggetti che saranno assolutamente attori protagonisti in questa iniziativa. Lo abbiamo già presentato in varie situazioni, c'è grande attesa per la formalizzazione di questa iniziativa. La costituzione formale dell'Associazione per la Via Querenissima è la realizzazione di un sogno che è stato voluto, costruito, maturato e adesso realizzato assieme al sostegno fondamentale della Regione Veneto. Come confraternita siamo veramente felici perché la Via Querenissima, che parla del baccalà, parla delle nostre tradizioni antiche, parla anche di amicizia tra popoli, voglia di far festa e voglia di incontrarsi. Sarà un modo nuovo di raccontare l'Europa per tutti noi. Il grande obiettivo è arrivare a Bodo, città della cultura europea nel 2024, con tutti i crismi del riconoscimento di questa via che unirà l'Europa per mare e per terra in maniera assolutamente importante.